caccia al super latitante Matteo Messina Denaro, blitz della polizia a Trapani, arrestati 2 fedelissimi del boss, perquisita la casa della madre del mafioso, ricercato dal 1993. Lucia Sgueglia. Nel salotto, a casa della madre, dove è ancora la residenza, perquisito ancora una volta, il boss latitante appeso al muro è un'icona pop, con tanto di corona e occhiali da sole. La sua immagine di padrino moderno è spregiudicato, l'imprendibile. Ma gli ordini ai sottoposti li inviava sempre alla vecchia maniera. Il passaggio di un pizzino in aperta campagna. È il 2015, l'ultima traccia del super ricercato sparito dal 93, condannato per le stragi di mafia. Voleva acquistare un terreno nelle campagne della sua Castelvetrano che un tempo era appartenuto a Totò Riina, il capo dei Corleonesi, e per ottenerlo Matteo Messina Denaro inviò quel biglietto, ora al centro delle indagini, ai suoi fiancheggiatori, perché la locale famiglia mafiosa costringesse i proprietari a vendere con le minacce. Stavolta in manette finiscono i postini, Giuseppe Calcagno e Marco Manzo, 2 presunti complici, accusati di averne favorito la latitanza. Il blitz della mobile di Trapani è il secondo in pochi giorni a colpire il cerchio magico del padrino nel suo feudo, dopo i 13 arresti a Castellammare, 15 in tutto gli indagati, tra cui lo stesso Messina Denaro, nomi noti e meno noti, l'inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo.